Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, eccoci ritrovati col commentare una partita fantastica del torneo dei candidati. Buongiorno a tutti, adesso stanno giocando il torneo dei candidati a Madrid. Tra l'altro curioso che ero stato a Madrid per 2 settimane e non ho avuto tempo non ho avuto occasione di andarlo a vedere, però con grande rammarico, no? Perché però il giorno d'oggi, no? Forse è quasi più comodo seguirlo online, no? Probabilmente sì. Seguirlo online perché si può seguire, si possono consultare le proprie analisi, no? Mentre si Esatto. segue, guardare la teoria, chi ha fatto la novità per primo, no? Pensare cosa hanno preparato. Ok, nel torneo sta vincendo Jan Nepomniachtchi, un grandissimo ritorno perché dopo il massacro che ha ricevuto da parte di Magnus Carlsen, tutti pensavano che fosse, perché è stato sconfitto nettamente, tutti pensavano insomma magari che si ritirasse dagli scacchi, che fosse un giocatore finito, no? Invece se n'è fregato, è andato lì a giocare il torneo. Adesso penso che sta sbaragliando gli avversari. Caruana era il suo competitore, suo rivale più diretto, ma è stato sconfitto dal connazionale Nakamura nel ritorno, non è riuscito a battere Nepomniachtchi e ha fatto soltanto patta nel girone di ritorno, e quindi Caruana è rimasto secondo e Nepomniachtchi sta vincendo il torneo. Tutti i bookmaker dicono che vinceranno e che di nuovo sfiderà Carlsen, e non si saprà, tra l'altro non si saprà se Carlsen giocherà, perché va già detto, no? Che ormai è già stufo di vincere, no? E quindi forse non difenderà il titolo. Speriamo di sì, no? Perché sarà un evento Sì, epocale. dai. Il match di rivincita, no? Ma scusami, però no, cioè, in tutti i match di rivincita del passato, ti ricordi che per esempio, non so, Ewe aveva sconfitto Aliekin, poi dopo Aliekin si è incazzato, si è messo lì a Ah, spiegare e l'ha battuto anche quando Botvinnik perdeva, no? Botvinnik aveva perso contro chi? Contro Smyslov, no? E poi aveva perso contro Tal, però poi li ha sconfitti di nuovo, no? Fino a perdere definitivamente contro Petrosio. Ma ci sono stati dei match di rivincita, quindi sarà interessantissimo il match. Adesso però, quando poi Nepomniachtchi magari diventerà sfidante e campione del mondo, sarà interessante per gli utenti, per gli amici scacchisti, vedere una partita chiave, no? Per arrivare a questo traguardo. Oggi vediamo una delle partite più belle del torneo, una partita che ha giocato contro Richard Rapport, giocatore ungherese, giovane fortissimo, che so che è forte perché ci ho perso anch'io una volta, però sì, era 0-0 fino alla fine. Dopo ho perso, andavo tipo all'ultimo pedone, ho preso un trucco, un'infilata. oh, No, vabbè, comunque, no, a parte quello, fortissimo, no? Perché poi la forza non è una partita sola, la forza si vede alla lunga, e con uno stile impressionante, no? Perché gioca di tutto, gioca sistemi considerati dubbi, ma ha tantissime idee nuove. Ecco, e Rapport aveva il bianco, Nepomniachtchi il nero, e Nepomniachtchi, pur avendo il nero, è riuscito a vincere, che vincere da nero a questi livelli, no? È un'impresa. Vediamo com'è andata la partita. vai. Allora, in questa partita Rapport da bianco gioca E4, Nepo gioca E5, cavallo F3. Adesso la partita principale, cavallo C6, no? E qua Nepo gioca cavallo F6, ovvero la difesa Petrov o la difesa russa, che diciamo, non so, è una delle difese più solide. A me personalmente non piace molto, no? Perché il bianco, cioè a volte non so, se il bianco prende in E5, no? Poi dopo
il nero dopo prenderà in E4, la struttura è molto simmetrica, no? Però a questi livelli il bianco ha il dovere morale, no? Di giocare per vincere. Ma per certo. esempio per noi giocatori da torneo, cioè se uno prepara la difesa russa in repertorio, no? E gioca da nero cavallo F6, gioca con uno che ha 200 punti elo in meno o 300 punti elo in meno, è molto difficile vincere, no? In questo caso, in un torneo così forte dove i giocatori giocano quasi in modo quasi perfetto, in generale va bene, no? Pareggiare da nero e vincere e giocare per vincere da bianco. Quindi ci sta anche che, visto che il bianco deve prendersi dei rischi morali per vincere, esagerando, no? Si va a complicare la vita e lì inizia il contropiede, no? Che poi quello che avverrà in questa partita. Il bianco gioca a cavallo per E5, ora che tu sappia, bisogna prendere il pedone in E4 subito, bisogna giocare prima di 6. Allora, premetto che non la conosco come difesa, sì, però so che generalmente c'è D6, donna E7, robe così, tipo, se non Donna ricordo male. E7, No? l'aria un po' Ok, da, ok. non so, strana, non mossa strana. No, però su cavallo per E4 invece ci sono dei problemi con donna E2, no? Ok. Allora Questo forse, sì, in quel caso, forse donna E7 e poi però su D6. donna E7 il bianco cattura il pezzo per primo, no? E vince. E su cavallo F6 scoperta, no? Uh, No, però sì, il problema di donna E7 è che il bianco gioca di 4, no? Difendendosi. E anche se poi il nero recupera il pedone, il bianco si sviluppa, arrocco, mette la torre in E1, non è chiaro. Eh, però il nero gioca prima di 6, scaccia il cavallo e poi prende il cavallo, prende il pedone in E4, no? ok, E adesso così donna E2, ora che il cavallo si è tolto di mezzo, donna E2 sì, non porta granché per donna E7, no? ok, ok. Ok, quindi cosa gioca il bianco? Allora, questo cavallo sembra attivo, è più attivo rispetto al cavallo in F3. Il bianco potrebbe scacciarlo e giocare di 4, ma poi è molto pari, molto simmetrica. Il bianco di solito rischia lasciando questo cavallo in D4 con la speranza di guadagnare ulteriori tempi attaccandolo, no? Perfetto. Interessante, no? Come concetto. Certo. Ok, a questo punto, dopo D4, il nero deve pareggiare il gioco al centro con D5, alfiere D3. Il nero gioca alfiere D6, bianco arrocca, nero arrocca, e a questo punto C4. Rischiosa, no? Mm, A volte si crea un pedone isolato, ma il bianco è vero che potenzialmente, ok, non adesso di per C4 perché cade il cavallo, certo. potenzialmente potrebbe esserci un cambio di questi pedoni e la creazione di un pedone isolato da parte del bianco, ma il bianco deve giocare per il vantaggio, sta minando un po' la posizione, no, del cavallo in E4. No? Quindi nero gioca C6 per rimanere stabile nel centro. E a questo punto ora le mosse più giocate sono cavallo C3, torre E1, bianco gioca donna B3 che non è un tratto molto giocato. L'idea è di fare pressione su D5 e su B7, no? In modo da Sì. scoraggiare eventuali uscite d'alfiere. E quindi cosa fa? Nepo accetta la sfida e gioca proprio alfiere G4. Se donna B3 impedisce all'alfiere di uscire, nero se ne sbatte e l'alfiere esce. Interessante, no? Wow, ci vuole fegato. È interessante, no? Però che cosa avrà pensato il nero? Perché se il bianco è che ora si minaccia di distruggere l'arrocco bianco, per esempio su donna per B7, alfiere per F3, si distrugge l'arrocco, per esempio su G per F3, penso che ora sia un pochino dubbia, no? La posizione del Mm, bianco. Ora si minaccia matto in H2, cosa ne pensi? sì, sì. Se il bianco prende il cavallo, si riceve matto, come fa il bianco a salvarsi? Non può, no? Sei d'accordo che è vinta per Certo. il nero, Sì, no? sì, 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 d'accordissimo. Sì, qua il nero vince. E se il bianco gioca, non so, donna per Prende la torre, A8, no? alfiere per G2. Sì, si potrebbe giocare alfiere per G2 oppure anche una distruzione. Cosa ne pensi di alfiere per H2? Bam. Mm. Donna H4, donna G4, G3, donna H3, no? Bello, Il bello. bianco, sì, almeno qua muore a pancia piena, però.
È sempre una morte. Sì, esattamente, matto imparabile. Certo. E quindi il bianco dopo alfiere G4 corre ai ripari, gioca alfiere per E4, D per E4 e cavallo G5. Ora l'idea del bianco è che stiamo attaccando E4 e B7. C'è un attacco simultaneo. Quindi non sta meglio il bianco? Apparentemente sì, no? Sì. Nero gioca alfiere 7 contrattaccando il cavallo. Il bianco prende il pedone in E4 e il nero prende il pedone in D4. Ecco, a questo punto raggiungiamo una posizione dove qua il nero, ha la coppia degli alfieri, no? Quindi cioè, il nero nel lungo termine sta bene, no? Se il bianco gioca mosse normali come cavallo BC3 per svilupparsi. Il nero potrebbe anche proporre il cambio delle donne. I pedoni doppiati aprendo la colonna non sono male, alla lunga con i due alfieri il nero potrebbe andare a stare meglio anche, no? O no? Sì, sì. Ma il problema però è qua il bianco che ha l'obbligo morale di giocare per vincere, non vuole giocare senza la coppia dei alfieri, prende un pedone. Perché anche Rapport crede nel materiale, no? Però, ecco, il bianco ha un pedone e attacca la torre, quindi uno potrebbe aspettarsi, oddio, adesso il nero difende la torre, però il bianco nel frattempo ha un pedone in più, no? Insomma, magari due pedoni in più. Sì. Poi il nero ne può recuperare uno. Però, cioè, anche se si cambia tutto, il bianco mantiene, no, il pedone in più. 5 contro 4. Quindi, qual era l'idea del nero? E niente, di dare la qualità, mi sa, no? Di dare la qualità. Donna per E4, donna per A8. Ora, qual è il compenso del nero? La donna bianca è un pochino fuori gioco, il bianco è dietro di sviluppo. Quindi il nero ha un tipo di vantaggio di che tipo? Come lo definiresti? Statico o dinamico? Il nero ha un vantaggio dinamico? Esattamente, sì. Ok. E a questo punto, in questa posizione, il nero deve fare qualcosa e gioca alfiere H3. Se non fa nulla sta peggio. Perché alfiere H3? Perché si minaccia matto, il bianco è virtualmente obbligato a prendere l'alfiere, no? Perché altro fa? Sì. Se non prende l'alfiere prende matto, no? Quindi se si rifiuta l'alfiere con F3 potrebbe subire donne 2, G per H3, scacco, matto. Il bianco prende l'alfiere e il nero dà il perpetuo. Donna E4, donna G6. Quindi almeno la patta, diciamo, è assicurata. Solo la patta in realtà è assicurata, perché come fai a vincere? Perché in questi livelli a volte non è solo la scienza, no? È anche un po' la fortuna, l'interazione, concatenarsi di eventi, no? Sì, la fortuna, magari un altro avrebbe accettato la patta. Poi il bianco vuole vincere a tutti i costi. Se il bianco ripete, come fa il nero qua a giocare per vincere obiettivamente? Prova a propormi, cioè è difficile, non ci sono i presupposti. No, chiaro, vero, vero. Cioè, cosa ti inventi qua per evitare? Dovresti portare almeno il cavallo in gioco, ma ci vogliono un sacco di tempi. Se Il porti il bianco si è già cavallo in gioco, ripreso. prendo il C6 e difendo la grande diagonale, no? Non hai pezzi che arrivano. Però, Sì, forse su ecco, C6 c'era la donna. scusami, no, ho preso un abbaglio. No, Hai niente, niente. ragione. No, si può giocare cavallo di 7, sì, cavallo di 7. Scusami per l'abbaglio. No, però comunque già, non No, so, mi viene però in forse si mente. gioca donna per Sì, A7. esatto, attacchi due Donna pezzi. A5, F3, poi la donna torna indietro in difesa, no? Sì. No, hai ragione, scusami per la svista. E sì, no, il problema è che non ci sono modi di giocare, però qua il punto è che il dovere morale, no, di giocare per vincere, Rapport deve giocare per vincere. Quindi Rapport ripete, siamo qua, G per H3, mossa 15, allora donna G6, re H1, donna E4, donna G6, re H1, donna E4. Ecco qua siamo adesso
alla mossa 18. Ecco, a questo punto qua basta che Rapport scriva la mossa sul formulario Regi 1 e chiama l'arbitro e la partita viene aggiudicata Certo. fatta. Basta anche che gli allunghi la mano, no? Perché l'altro l'accetta, no? Perché è una formalità, Regi 1 si è ripetuta 3 volte, no? Non è uno scontro tra cavalieri, no? Cioè non è che devi chiamare l'arbitro per verificarlo, Certo. perché anche l'altro lo sa benissimo che si è ripetuta 3 volte, no? Gli dici ripetizione. E qua è una delle cose più brutte, no? Rifiutare patte e poi perdere. Esagera il rischio, in questo torneo il risultato buono è 1. Rapport non è un codardo, ha il bianco, F3. Peccato però che a volte no? A volte si continua a giocare fino alla morte, ma non è chiaro di chi, no? Ecco, e qua il nero continua a giocare bene dopo F3. Si evita la patta, la partita continua, ma il nero, la donna non ha ancora preso in E7, non può tornare indietro, quindi si continua l'attacco. La torre è sotto attacco. Ora, se la torre si sposta, per esempio, checkmate. Sì. La donna non può difendere la torre bianca. A questo punto re G2, donna G6 scacco. A questo punto il re torna in H1, perché il re non può andare in F2. Perché non può andare in F2? Perché sarebbe troppo esposto, no? Certo. Ora iniziano a entrare in gioco tutti i pezzi, non so, alfiere H4, Certo. torre 8, e qua il re bianco è al centro dell'uragano, no? Anche prima, non so, donna C2 stacco, quindi è una partita completamente vinta. Quindi il bianco torna indietro, donna di 3, ecco ancora re G2 porterebbe a siglare la patta. Ma ecco che il bianco gioca cavallo di 2, il bianco vuole vincere. E a questo punto però dopo cavallo di 2, donna di 7, e guarda adesso la donna bianca non ha mobilità, cavallo a 6. Come si fa a salvare la donna? Interessante, no, questo concetto. Prima con il re in G2, donna di 7 non era granché perché il bianco gioca alfiere a 3, no? E la donna attacca a 7 e si libera. Poi il cavallo in D2 è una posizione sfortunata perché non c'è modo. E qua il punto è che dopo cavallo E4, cavallo A6, la donna cade, deve cambiarsi per la torre, formalmente il bianco ha più materiale. Ma sta peggio, no? Il bianco ha evitato la patta, più materiale, ma qua la donna è più forte delle due torri. Perché le due torri non si coordinano bene e il re bianco è debole. Se d'accordo, il bianco ha un vantaggio di materiale. Certo. Formalmente due torri valgono come donne un pedone, in più il bianco ha anche un pedone in più, però struttura distrutta, re debole e pezzi leggeri, qua sta meglio il nero. Sì, il nero, sì. Bianco gioca alfiere F4, donna per H3. Ah, quindi è andata proprio così? Sì, è continuata così, sì. Ah, ok. Sì, così continuata, H6. Ora si vuole dare un buco per il re per evitare i problemi dell'ottava traversa, comunque non possono essere sfruttati perché c'è questa torre in presa. Se questa torre va su un'altra colonna cade il pedone in F3. Il bianco gioca alfiere G3, cavallo C5. Ora si è d'accordo che per esempio dopo mosse come cavallo per, alfiere per, il nero sta dominando la scacchiera, poi magari H5, H4, se l'alfiere si sposta, per esempio in F2 c'è donna per F3, alfiere, se l'alfiere si sposta in E1, la torre in F1 non ha più difensori, il nero potrebbe giocare alfiere 3, C5, alfiere di 4 e bloccare tutte le torri del bianco, è un disastro. Il bianco ha giocato torre 1, il nero a questo punto non cambia più nemmeno i cavalli, a 3 H5. Torre di 3, donna F5. Si continua a dare fastidio, no? Il pedone F3. D4, H4, punto esclamativo. Perché punto esclamativo? Perché se si accetta il pedone, il cavallo entra in F4. Se la torre mantiene la difesa del pedone, tacco doppio, no? E vittoria. O no? Sì. Lì, bello. In caso di torre di 2 che difende, non so, sto a casa di Mato, donna H5, no? Con attacco doppio e si vince, no? Bello. Quindi qua il bianco gioca alfiere B8, cavallo G5. Interessante, il cavallo in E4 è inchiodato, pena il matto. Cioè pena la torre, scusami. Sì.
Adesso su alfiere per A7 come ti sembra? Ah, Ingorda, no? sì, sto cercando di capire, cioè, Cavallo per oddio, F3. se fossi stato il bianco non so cos'altro avrei provato a fare, Io ho probabilmente. giocato torre E3, non so bene perché, che se prendi in A3 cavallo per F3, no? Sì. Cade un po' tutto. Però guarda, ora qua, secondo me è suggestiva un po' la dominazione, no, dei pezzi, cioè giochiamo un po' così. Mm, mm, Come mm. sono dominati i pezzi bianchi, forse anche G5 e G4 per inchiodare. Interessante, interessante. Non può muovere nulla, no, il bianco. Bello. Se gioca, non so, prova a scappare, non so, scacco, H3, no, prendiamo G2, questi pedoni sono lenti, le torri non si coordinano, cosa ne pensi? Sì, è da notare esatto come cioè, ci sono le torri incolonnate che però al momento non possono fare nulla. No, non servono, su torre G1 scacco, su re F1 potremmo prendere in C4 o Sì. andare ad attaccare il pedone in H2, non c'è coordinazione tra le torri, come tu hai detto, sì. Dopo cavallo G5, torre 3, cavallo per. Donna F2, cosa ne pensi di questa posizione ancora? So, il nero magari vuole giocare H3, no? Se tocca a lui, perché su torre per H3 c'è matto, H3 crea reti di matto. Eh sì, Il bianco sì, gioca ho H3, lui notato, scusa Andrea, dimmi se è vero, ho notato che spesso quando c'è questa situazione di donna contro due torri, mettere la donna che ha sott'occhio tutte e due, in qualche modo le mette... e non possono abbandonare la Esatto, colonna E, no? Devono difendersi sì, reciprocamente. sì, Sì, le scordinano. Sì, beh, questa sei d'accordo che è vinta, no? sì, 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 credo proprio di sì. Sì, il bianco gioca H3, alfiere I7, ma vedi questa maggioranza fa fatica a muoversi e che poi, non so, penso che alfiere per A7, no? Forse sarebbe critica. Mm, mm, mm. Però per cosa succede su alfiere per A7? Fiere per assetto c'è alfiere di 6. O alfiere G5 anche, no? Perché attacchiamo, Ah, perché se meglio, la meglio torre si ancora. sposta, Meglio ancora, sì. game over. Sì, C'era H2 alfiere G5 e come ti dicevi le torri devono difendersi reciprocamente, no? Su torre qua cade tutto, no? certo. Le torri non possono smettere di difendersi, quindi alfiere G1, torre 2, donna di 3, tac, tac. E ora la donna è così attiva che inizia a cadere tutto, no? Alfiere F6, ora sono 3 pedoni in presa, alfiere per A7, ma cade il primo pedone, H3, e questo, cioè il bianco ha vari pedoni in quest'ala, ma questo è il pedone candidato alla promozione, il re bianco anche tra le scatole non permette di organizzare una difesa, no? Alfiere H4, qual è la minaccia adesso? Alfiere H4 si minaccia. Ah, si minaccia Donna F3, scacco. donna F3. Per esempio su B5, non so, donna F3 scacco, poi H2. Bella, bella, bella. E su alfiere H4 bianco abbandonato, è imparabile la minaccia. Su alfiere F2 matto, Sì. game over. Bello, no? Bello, Dominazione. bello, bello, Questa bello. bella. Sì, c'è stata Se lo meriterà questa... di vincere il torneo, no? Scusa Andrea? Se lo meriterà di vincere il Sì, torneo, sì, no? sì, strameritato, sta facendo un benissimo torneo e... Ma ti immagini se adesso si avvera l'unica, magari l'1% di possibilità che non vinca? Che sfiga. E poi li abbiamo buffato, no? Dai, Esatto. sicuramente sì, faccio già un applauso in anticipo a Nepomniacic, i complimenti e questo vedremo comunque, speriamo che, secondo me la vittoria è scontata, poi posso sempre sbagliarmi, ma speriamo di assistere ad altre partite belle dal punto di vista scacchistico. Esatto, e speriamo che Nepo abbia la possibilità di avere, come dicevi tu, la rivincita col campione del mondo, e giusto per far vedere, insomma, che già questo torneo dimostra che lui, quando era stato l'anno scorso, non c'era arrivato per caso a sfidare Carlsen, e quindi già le partite di questo torneo lo stanno dimostrando.
Vediamo poi quando arriverà veramente di nuovo a risfidare Carlsen come si comporterà. E sicuramente seguiremo qualche partita del match. Assolutamente, assolutamente. Va bene Andrea, grazie per averci fatto vedere questa bellissima partita, ne vedremo di altre spero e ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Ciao!